Buongiorno cari amici e ben ritrovati qui in questo spazio in mia compagnia. L'argomento di oggi è il basso astrale. Il basso astrale corrisponde più o meno all'inferno, cioè a quel posto che è stato molto ben descritto da Dante nella sua Divina Commedia e appunto diviso in più, diciamo, gironi eh, nei quali si raccolgono appunto e vengono smistati un po' i più grandi peccatori. Il basso astrale è una realtà, esiste veramente. È chiaro che noi siamo più, come dire, consapevoli, ci vengono condivise molte più esperienze post mortem o comunque racconti, insomma, dove viene descritto che dopo la morte si trova questo posto luminoso, qualcuno cammina in un tunnel al fondo del quale c'è questa luce molto incoraggiante e poi insomma momenti di pace, di condivisione con i cari che erano già andati al di là del velo e che ci vengono incontro e ci accolgono in questa nuova dimensione. È sicuramente possibile ed è sicuramente sperimentato da molte persone e probabilmente la maggior parte di noi voglio augurarci che al momento del trapasso viva proprio questa esperienza. Ma questo non toglie che il basso astrale sia una grandissima realtà e una grande verità. Al giorno d'oggi si tende un po', siamo in una fase di negazione dove l'idea dell'inferno che purtroppo è stata abusata e manipolata ampiamente dalla religione cattolica, quasi come una forma di minaccia che costringe le persone a comportarsi secondo determinate usanze e costumanze, in realtà questo atteggiamento appunto ci ha allontanato un po' da quello che poi era il vero senso del comportarsi bene, cioè non ci si comporta bene per timore di una punizione, ma per una conquista interiore per la quale appunto abbiamo raggiunto un grado di maturità morale, spirituale, sociale tale per cui quel tipo di comportamento diventa innato, diventa un'abitudine e parte connaturata della persona. E questo appunto spauracchio dell'inferno ha finito col creare una, una reazione che spinge nella direzione opposta, cioè a negarne l'esistenza. È chiaro che l'idea di commettere crimini di un certo peso comunque è già frenata e arrestata da quello che poi sono tutta una serie di circostanze legali che questo mondo materiale comporta, vale a dire i processi, il carcere e altre situazioni che chiaramente non sono piacevoli, ma sono la naturale conseguenza di alcune situazioni, di alcune azioni. Ma questo non toglie che al di là del velo un'altra lezione ci attende. È possibile che appunto qualcuno per questioni karmiche non paghi qui su questo piano per i propri errori o nonostante tutto non arrivi a una vera maturazione di quello che ha realmente commesso alle persone che aveva intorno intenzionalmente o anche per ignoranza. Ecco, qualcuno può non aver compreso e non aver fatto in tempo a diciamo scontare un po' quella che è la legge di causa ed effetto, cioè noi eseguiamo delle cose, queste cose vengono emanate da noi e poi con i loro tempi ritornano al mittente. Dunque c'è la possibilità appunto che questa cosa non si faccia a tempo a verificarsi. Niente paura perché viene tenuto assolutamente il conteggio di tutti
tutto, qualsiasi azione, parola, pensiero che noi possiamo aver compiuto nella nostra esistenza e nulla sfugge appunto a questa forma di bilancio. Pertanto di là è vero, sì, è possibile che ci vengano incontro parenti, persone care, che ci attenda una grande e bellissima luce, come pure è possibile che invece ci venga mostrato tutto quello che è stato sbagliato, tra virgolette, cioè i nostri obiettivi non colti, i nostri bersagli non raggiunti. In questo caso, sulla base del peso delle nostre azioni, ci attendono poi delle conseguenze che sono comunque appunto diverse a seconda di quella che è stata la gravità di ciò che abbiamo compiuto. Un'altra cosa che volevo appunto dire è che il basso astrale è, come dire, un qualcosa che già ha dei sentori nella vita materiale. È proprio questa la chiave, è la vita materiale che conduce al basso astrale. In che senso? Noi vivendo qui abbiamo appunto la possibilità di direzionare la nostra esistenza verso un lido oppure un altro. Qualcuno molto molto più grande di me disse o sei con Dio o sei con Mammona, non esiste la possibilità di essere in entrambe le posizioni. In qualche modo scegliamo e sulla base di questa scelta noi realizziamo o meno il progetto della nostra anima, che comunque è sempre un ascendere, un crescere, un elevarsi. Qualora questo non avvenga, perché a questa crescita viene invece preferita la via materiale, ecco che le porte del basso astrale ci si spalancano proprio con un bel tappeto rosso e via, anzi possibilmente un bel tappeto lastricato d'oro, visto che ci è piaciuto tanto avere tutto quell'oro nella nostra vita. Questo è soltanto chiaramente un esempio, un eufemismo, diciamo così, ma la verità è che questa è una condizione che esiste e di cui dobbiamo tenere conto, non tanto come uno spauracchio, così come è stato imposto con l'idea dell'inferno da altre, diciamo, da altri filoni eh, religiosi o filosofici, ma quanto proprio come un punto fermo, come considerazione, come comprensione certa che noi dobbiamo sempre tenere a mente. E, e assicuro che di là, in una situazione dove non esiste la percezione del tempo e dello spazio, dove il tempo sembra assolutamente infinito, vivere le peggiori torture, che possono essere di un minuto, così come di un'eternità, non c'è appunto, non c'è una differenza fra un minuto e un'eternità ed è qualcosa di assolutamente orripilante, è qualcosa di veramente terribile, drammatico e che viene vissuto, nonostante in astrale, viene vissuto con tutte le percezioni come se fosse sul piano fisico. Perciò i dolori sono assolutamente intensi, reali, le bruciature assolutamente sentite, la paura che alcuni esseri che sono lì a vigilare sulle anime è veramente agghiacciante. Ecco, queste sono situazioni vere che dobbiamo tenere assolutamente a mente ed essere preparati proprio perché questa preparazione ci permette di saper affrontare il passaggio al di là del velo, ma prima ancora ci permette di condurre una vita consapevole, perché è questo il segreto di tutto, essere consapevoli. Vuoi fare del male? Sii consapevole di fare del male, non ti nascondere dietro menzogne o fingi di fare il bene e poi in realtà operi male. Almeno no, non ci raccontiamo bugie, almeno a noi stessi. E in ogni caso è meglio essere veramente cattivi
seguendo la propria natura se lo si è, o veramente giusti seguendo sempre la propria natura, piuttosto che imporsi un atteggiamento ipocrita che comunque il basso astrale non ce lo scansa. Io vi ringrazio intanto per avermi ascoltato fin qui e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard.